Buonasera da Televigo, siamo in diretta dalla Barcolana, finalmente le barche sono arrivate. Allora, ciao Mirello! Oh Mirello! Bella! Come sei? Stiamo facendo l'intervista qua alla Barcolana. Allora, lei con che barca ha partecipato a questa regata? C'è andata con quel 12 metri di Pleškavica Adventure del capitano Nedeljko Brodić. Un barcone! E siamo arrivati bene. Siamo arrivati bene perché mi è stato tantico di vento. Mi hanno messo sul palo, su. Ecco, avete avuto vento di bolina, vi ha spinto verso Barcola, però lì a un certo punto il vento è venuto a mancare. Quindi come avete fatto? E cosa vuol dire bolina? Avete tirato su sicuramente la landa per cercare di prendersi un po' di vento e quindi andare sotto vento e arrivare Piacere, sono una moida, anche un momento c'è la mamma di Paul Kayard. Sì, andiamo stessa la Sì, la conosce, c'è la signora qua e ogni tanto ci vediamo, lui mi racconta di come va su barca. Abbiamo visto all'improvviso una signora Jovanka invece sul palo a cercare di sentire qual era la direzione del vento. Sì, perché quel tattico che doveva venire Milovan che sta in briago di festa di ieri. Usa la volta, in questo che guardo le barche. E come c'è? Sì! E ti ha fatto quel lavoro con l'elettricista? No! Vedi che mani, che porto! C'è la nuora. Ma chi? C'è la nuora di quel che sta in San Giacomo. Ecco qui siamo sempre con la candidata sindaco, signora Jovanka Gospelic, quindi sì, come è riuscita a sentire questo vento che poteva arrivare in direzione favorevole? Ciao Ornella! Ornella! Ciao Jovanka! Ornella c'è la nipote di quel vecchio che sta il tabacchino a San Giacomo. Ma che angolo? Che vino... C'è quella strada che va là dentro, lui c'è che si è sposato con quella che viene da Istria, ti ci ricordi quella? Sì, vabbè. Ornella! Allora facciamo quella comunque siete riusciti a tirare su lo spinnaker e quindi... ricorda chi c'è Ornella? Ma no, non mi ricordo chi allora, per il candidato sindaco qui, Jovanka Gospelic, alle prossime elezioni la cosa si fa seria, ci sono diversi candidati. Sì, ho visto che era anche Sciaracchiani, era quel vostro là che si vuole candidare, però nessuno faceva niente. Io ero su palco e cercavo vento, invece i vostri politici mai niente, anche in barca sta con mai uno mangiava panini di porchetta, che era quel che c'è adesso, no? Sì. Mamma mia, ma quanti venti cosa mi dici? Allora niente, guarda tutto pettinatura mi è andata a fare in quello. Adesso mi tocca tornare di parrucchiere, mi costa 50 euro, ti mi dà 50 euro. Causa l'amore. Mamma mia. Miro, ecco lui c'è il mio parrucchiere. Ah sì, sì, sorella si è sposato con quel macellaio che c'è di Cavallo. Quel Mora. Quello di qua che ti taglia a fettine e ti metti sciabolare. Forte lavoro, Uccia, guarda che sei là, guarda. Quella vedi la della Jovanka, quella che è candidata a sindaco là. Allora che ti fa?